Siamo in diretta, RTC Targato Napoli, ma in realtà voi state spiando la realizzazione di una serie di spot a favore della nostra nuova applicazione RTC Targato Napoli Jukebox. Volevo salutare Ginseria, avevo bisogno di una serie di giacche, Ginseria Piazza Kennedy a Qualiano numero 2, dove tutto l'anno trovate una serie di promozioni molto interessanti, qualunque sia il mese, quindi le promozioni non sono legate al periodo dei saldi. L'abbigliamento è trendy, Ginseria veste tutti gli uomini della Campania, Qualiano, Piazza Kennedy numero 2. Ma adesso parliamo della nostra nuovissima applicazione RTC Targato Napoli Jukebox. La prima cosa che vi devo dire, importantissima, è che siamo i primi in Italia, perché attraverso questa applicazione avete la possibilità di richiedere le vostre canzoni preferite. Dovete essere Android, però il vostro smartphone deve essere Android, al di là della marca dello smartphone. Non pagate neanche €1 per richiedere le vostre canzoni preferite e chiaramente scaricare la nostra applicazione è gratuita. Adesso vi seguo, anzi vi accompagno passo passo, quindi se siete Android prendete il vostro smartphone, potete farlo anche in questo momento, entrate nel vostro Play Store e dovete scrivere per intero RTC Targato Napoli Jukebox. Vi ritroverete davanti a questa applicazione, a questa schermata, insomma, che avrete visto milioni di volte. Cosa fate? Dovete scaricarla. Nel momento in cui l'avete scaricata vi ritrovate l'applicazione sul vostro telefonino. A quel punto vi basterà aprirla, aprite l'applicazione e vedete che ci sono diverse sezioni. C'è la possibilità di ascoltare la radio in diretta, H24, tutta la musica fatta a Napoli, oppure la possibilità di richiedere la vostra canzone preferita. Potete decidere di scegliere l'artista o potete decidere di scegliere direttamente la canzone. Quindi se andate nella sezione tutti gli artisti vi ritroverete tutti gli artisti della musica napoletana. Un esempio, se Antonio va avanti mi dà una schermata tipo Clementino, Ciro Rigione, Anthony, Andrea Sannino, questa è soltanto una parte, chiaramente ci sono tutti gli artisti della musica napoletana. Stessa cosa per le canzoni. Vai un po' più avanti, Antonio, se mi dai altre schermate delle canzoni, per esempio Gianluca Capozzi, Il mio errore da rifare, Il gatto e la volpe di Edoardo Bennato, Innamorarsi di Mauro Nardi, Interno 23 di Gianni Fiorellino. Nel momento in cui avete deciso quale canzone volete ascoltare, cliccate a fianco su prenota. Quando avete prenotato la vostra canzone, sul vostro smartphone apparirà questa scritta che adesso Antonio vi fa vedere. Prenotazione canzone, la tua prenotazione è stata accettata. A quel punto basterà aspettare qualche minuto e noi la suoneremo in diretta su RTC Targato Napoli. L'unica cosa importante che vi chiedo, anzi che vi ripeto, è che dovete essere Android. Richiedere le canzoni non costerà neanche 50 centesimi, come scaricare la nostra applicazione. Una serie di testimonial che sono venuti qui ad onorarci e a parlarci della nuova applicazione. E adesso enfant prodige. E io sono molto legato a lui per una serie di cose, perché insomma io sen da una vita, e poi ad un certo punto ha incominciato ad innamorarvi tutte, a farvi innamorare tutte, donne, ma anche gli uomini, perché in realtà poi ha intercettato una serie di canzoni giuste e oggi è uno dei cantanti di successo della nostra città. Signori, Rico Femiano, eccolo qua. Buonasera. Stai in televisione, come stai? Bene, questo giro è stato bello. Questo? Giro. Ah, questo giro ti è piaciuto? È un po' come stare sulle giostre, ma in realtà se tu ci pensi bene, lo smartphone ce l'hai in mano, quindi l'applicazione ce l'hai in mano. Stasera tenete in mano a Rico Femiano. Veloce, Senti, veloce. allora, ti ritrovo che sei un cantante di successo. Grazie. Ti ritrovo che non stai a casa in un momento. Ti ritrovo che fai serenate, feste piazza, matrimoni, comunioni. Grazie veramente a tutta Napoli, veramente grazie. E io però se lo merita, devo dire una cosa, ci tengo a dire una cosa, se lo merita, ma se lo merita tantissimo, perché lui c'ha tutto, c'ha la voce, c'ha la bellezza, c'ha il talento, c'ha la preparazione. A te mancavano solo una serie di canzoni e canzone sono arrivata. No, ma ti volevo chiedere, ma secondo te qual è la canzone che ha fatto breccia, cioè quella che ti ha aiutato ad aprire tutti i cuori, tutte le porte, tutti gli sportelli delle auto, perché in auto sei il numero 1 secondo me, io vedo sfrecciare tante, anzi guarda, ascolto le auto. Nelle auto la canzone è L'altra donna mia, nelle auto. Però la canzone che ha fatto comunque uscire un po' tutto il disco e tutta questa cosa, tutta questa realtà è stata Quando succede, perché è diventata veramente una canzone, ormai si dedicano alla canzone su Instagram quasi tutti, qualsiasi, e poi vedo che non c'è un limite d'età,
veramente, come dice Alberto Selli, non c'è limite d'età perché dai piccoli ai 16, 13 anni, 15 anni a salire ai 50 anni si dedicano a questa canzone che è una vera dedica, quindi sapeva una dedica a tutti quanti. Senti come fa quando succede? Come sta succedendo, penso sempre a te, allora veramente sei più forte me, si l'ombra che compare in te stessi posti, dove cammino solo. Che meraviglia. Senti, allora, noi con le canzoni napoletane, noi tutti artisti, presentatori, speaker radiofonici, ma soprattutto il pubblico, che canzone napoletana ci facimmo amore. Sì. Voglio sapere una canzone non tua, napoletana, con la quale tu fai amore, non dico tutte le sere, ma quasi, insomma. Oddio, c'è una canzone che io adoro quasi, cioè ascolto quasi sempre, Gino Da Vinci. Cioè? Sto innamorata, non è divorziata ancora, è separata. Lo adoro, Gino, lo adoro. Ciao Gino, poi verrai qua a fare la testimonial. Intanto, se tu sei social, sei diventato più social sì. nell'ultimo periodo? T'hanno fatta diventare. T'hanno fatta diventare social. La gente. Senti, che ti chiede, che ti chiedono le persone in generale, non solo le donne, gli uomini, insomma, chi ti segue, chi ti vuole bene, che ti chiede solitamente? Mi dicono, perché Diego Di Domenico? Scusate, non vorrei che mi cadesse tutto lo studio addosso. Insomma, hai fatto un nome che... chi è sto Diego Di Domenico? No, scusami. No, che poi tra l'altro ti voglio dire che nella televisione l'ho lanciato io. Questo lo so, per fortuna, però io pensai di lanciarlo poi in quello che, devo dire, sta facendo, cioè nel backstage. Sì. Ecco, perché lui voleva stare davanti alla televisione. Va bene, ma che ce ne importa a noi di Diego Di Domenico? Intanto, no, che ti chiede la gente? Ma mi chiede di tutto, dove mangi, dove vesti, chi è il tuo barbiere, abbuffano i messaggi a Giorgio Mascitelli. Lo so. Lo tartassano. Perché ti vogliono incontrare. Sì, però sai, allora, questa è la riprova di un momento fortunatissimo e insomma di un grande successo. Però volevo chiederti una cosa, corri poi il rischio di perdere il contatto con la realtà, cioè nel senso, tu sei rimasto il Rico Femiano che io conoscevo, con il quale ho fatto le trasmissioni prima di Natale, non di questo Natale ma dell'anno scorso, o tu hai persa capa? Cioè questa è la domanda, hai persa capa? Questa è... Vado sempre negli stessi posti dove sono sempre andato, sto sempre per Napoli a prendere caffè Corso Garibaldi, vado nel borgo, nel mio quartiere di nascita e non ti nascondo che hai fatto la spesa a Natale, cioè in quelle zone. Tu? Sì, è perché è il mio quartiere, è la mia città, è la mia Napoli e io sono sempre kill perché alla fine non è cambiato niente. Senti, è cambiato solo che a differenza di prima vedo la gente che si fanno qualche foto, che mi chiedono mamma mia quando fai un concerto qua, è la cosa... cantano le canzoni. Cantano le canzoni, quindi è una cosa stupenda. Senti, fammi fare un po' l'utente Facebook. Che ti hai mangiato a Natale? Di tutto. Di tutto, a faccia mia. Molto bene. Allora, a proposito della nostra applicazione RTC Targato Napoli Jukebox, e siamo i primi in Italia a darvi la possibilità attraverso un'applicazione di richiedere le vostre canzoni preferite, chiaramente queste canzoni che richiedete finiscono in una classifica che si aggiorna ogni minuto, ogni attimo di ogni giorno. Quindi sull'applicazione, andate sullo smartphone, se l'avete chiaramente già scaricata l'applicazione, trovate una schermata del genere. Questa è una classifica tipo che questa sera è sempre la stessa perché questo è lo screensaver che noi abbiamo. Vedete che queste sono canzoni che voi avete richiesto e che si sono ritrovate in classifica. Più richiedete le vostre canzoni preferite, più le vostre canzoni preferite occuperanno i posti più alti della classifica. Senti, mamma come sta? Bene, bene. In diretta, cioè, ci sta ascoltando. Che dice di questo grande successo? È felice, è contenta perché lei lo stava aspettando da sempre. E quindi è arrivato il momento giusto e è felice e contenta. È contenta, non so se ti riconoscerà adesso. Come si chiama? Sai che non mi ricordo. Patrizia, signora. Petraroli. Patrizia, sono io, un po' più snello, un po' più esile, ma insomma, sono io. No, devo dire una cosa, che c'è una delle prime canzoni, anzi la seconda canzone di Rico Femiano che un anno fa, forse più di un anno fa, mi ha fatto capire che qualcosa stava cambiando, è una canzone dedicata
a Patrizia, a mamma. Sì. Io però adesso ti do questo microfono e Pino Fontana aziona tutto il meccanismo che lui conosce e tu mi canti un po' di quella canzone scritta da Nino Golino e Marco Graziani. Prego, no, non ti alzare, sta sempre seduto, stile serenata se vuoi. A mamma, grazie. Senza a cappella. A cappella, ok. Tutto a sorpresa. Ah, tu ti aspettava musica, ma sei fantastico. Prego, grazie. Niente, non mi hai mai cercato niente, sempre tu mi hai dato solamente strada sicura, senza paura, senti, ma mi dicono so grande. E grazie a te soltanto, si sta voce mia te canta, su bianca sti capelli, però si sempre giovane e più bella, parole per parole d'oggi dedicate a mo', cantammo insieme, ubica sta signora è proprio tale quale a te. La storia è sta canzone è quella che ha mirata senza pato tu mamma. Quanto è bella questa canzone e quanto sei bravo tu, dammi il microfono a riprova del fatto, ma io ve l'ho raccontato già un sacco di volte, che Chist può cantare pure Rinde in latina la Coca-Cola, l'effetto è sempre lo stesso. Senti, adesso ci fai uno spot a favore dell'applicazione, io faccio stringere l'immagine su di te, se gentilmente mi regalate e regalate a tutti i cittadini del mondo che ci stanno guardando e ascoltando la bellissima faccia di Rico Femiano, ti dico l'anima di quello che devi dire, scaricate l'applicazione RTC Targato Napoli Jukebox solo per i dispositivi Android. Siamo i primi in Italia che vi danno la possibilità di richiedere attraverso questa applicazione le canzoni senza pagare 50 centesimi, neanche 10 centesimi. Voi prenotate le vostre canzoni e dopo un po' le ascoltate in onda. Signori, lo spot. Allora scaricate l'applicazione RTC Targato Napoli, mi raccomando è una cosa molto facile e molto bella, vi posso garantire che l'ho fatto e in macchina mi diverto con loro. Scaricatela, ok? Parola di Rico Femiano. Sei fantastico. Senti, prima di salutarci, in bocca al lupo a tutto lo staff, vedrai che ti aspetta un altro anno d'oro e intanto c'è una canzone nuova che si chiama Bella e Infame, una roba, giusto, ho azzeccato, scritta da Luca Barbato e Vincenzo D'Agostino. Mascite, Marusta Mascitelle che non l'ho ancora visto, è meraviglioso, dopo lo devo vedere. Quindi ci lasciamo e salutiamo Rico Femiano con il videoclip io nuovo. Io e te non ci lasciamo mai. No, io ti voglio troppo bene, adesso certo c'hai una zavorra tra le gambe, ma la perderai prima o poi, sono convinto. Che si chiama Diego Di Domenico, non vorrei che partisse un messaggio, una zavorra tra le gambe, scusatemi, ho detto una cosa che poi me ne rendo sempre conto un secondo dopo, che sto andando nel pornografico. Dicevo, vediamo il videoclip di Bella Infame, che è la nuova canzone di Rico Femiano. Rico, state buona. Ciao ciao. Ciao.